Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che succede in Veneto. Nota di servizio: saremo come sempre collegati alle 12:30 con la sede della Protezione Civile di Marghera per il punto stampa del presidente Luca Zaia. Punto stampa che anche oggi, come ieri, si preannuncia denso di notizie, novità. Ci saranno sicuramente altre polemiche legate alle situazioni del momento. Sappiamo che ci sono state risposte molto dure anche alle polemiche nazionali sulla scelta del Veneto di andare alla ricerca di vaccini. Naturalmente lo ribadiamo in modo, come è stato detto già più volte, in modo del tutto lecito e trasparente. Ci sono fortissime polemiche per la scelta del governo di bloccare la stagione sciistica, che sarebbe dovuta partire con un fortissimo ritardo dopodomani, secondo, in teoria lunedì, ovvero ieri, poi domani, secondo quanto previsto dall'ordinanza regionale. Poi se ne parla il 5 marzo, insomma, stagione che nasce allo scadere quasi, quindi tutte situazioni molto complicate che si innestano sulle vaccinazioni, sui tamponi, su l'emergenza coronavirus che sì, sta scemando, ma non vediamo ancora la luce in fondo al tunnel, quindi un periodo davvero complesso. Ne parliamo alle 12:30 con il presidente Luca Zaia, in collegamento qui sul canale 18 e naturalmente anche sui nostri social, per chi dovesse essere lontano dal Veneto, per chi non dovesse avere una televisione sotto mano. Allora, andiamo avanti con le notizie. Stavamo facendo giusto un riassunto delle puntate precedenti. Sentiamo che cosa ha detto Zaia appunto sulla situazione di scuole, vaccini e mondo dello sci. Noi mettiamo a disposizione i contatti che abbiamo avuto e che ci hanno cercato, non li abbiamo cercati noi, dove parlano di dosi da 12 milioni uno, 15 milioni l'altro. Penso che valgano la trattativa per un paese, non per una regione. Continua a giocare a carte scoperte Luca Zaia in quella che è la partita del momento, non solo in Italia, l'acquisizione dei vaccini sul mercato. Ribadisce il governatore che ci sono mediatori anche già noti alle strutture che stanno proponendo alla regione i vaccini autorizzati da EMA, ovvero Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Una partita delicatissima di cui sono a conoscenza le principali autorità in materia. Abbiamo prima scritto in tempi non sospetti ad AIFA. AIFA ci ha risposto che è bene che parliamo al commissario, scriveremo al commissario e già la lettera è già pronta. Più trasparenti di così cosa dobbiamo fare? Insomma, trasparenza massima, assicura Zaia, non c'è alcun mercato nero. Noi spiace di essere dipinti come quelli che vanno a trattare il mercato nero, che tra un pacco di sigarette di contrabbando portano via anche un pacco uno scatolone di vaccini, perché non è così. Anche per questo lo stesso presidente a rispedire al mittente le accuse di immoralità piovute sul Veneto per essersi mosso in maniera autonoma. Il riferimento va alle parole pronunciate in particolare da Andrea Crisanti. Allora siamo stati immorali anche con i respiratori. Siamo stati immorali anche a acquistare la macchina per far tamponi per Crisanti. Pensa, eravamo gli unici che sono riusciti a comprarsela. Ma pensa che immorali. Questo è il fronte dei vaccini, caldissimo, perché a premere sono le mutazioni del virus, quella inglese innanzitutto, che in Veneto pesa per il 18% circa dei contagi. Anche per questo c'è una proroga alla didattica a distanza per le superiori. Il nostro intendimento è quello di sostenere l'apertura della scuola fino al 5 marzo al 50%. Ben altra storia pare di capire quella degli impianti di risalita richiusi su ordinanza del ministro Speranza a ridosso del via concordato proprio con il CTS. È raccapricciante e imbarazzante vedere un'ordinanza per la chiusura delle piste da sci emanata 4 ore prima della possibilità di aprire le piste da sci. Una doccia gelata sulle aspettative di un intero comparto, con i gatti delle nevi che avevano già fatto il loro dovere e gli alberghi rimessi in moto, tutti con l'obiettivo di salvare il salvabile. Penso agli alberghi che hanno tenuto il riscaldamento acceso perché i muri non li riscaldi in una notte. Allora io dico che non c'è solo una questione di ristori, qui devono pagare i danni. Abbiamo visto i gatti delle nevi in azione. Sicuramente non è in un gatto delle nevi Valentina Visentin della nostra redazione padovana. Facciamo un punto volante proprio anche volante, perché siamo in auto e ci stiamo spostando per fare dei servizi, ma volevamo comunque aggiornarvi sulle notizie di cronaca. Se l'immagine è traballante non è colpa mia, ma è colpa della guida del collega Rocca Allende. Allora ecco, sgobriamo il campo subito da polemiche. Valentina Visentin non sta guidando, ecco che poi magari arriva qualche messaggio. Sì. No, non sto guidando.
Volevamo aggiornarvi perché oggi è la seconda giornata di vaccinazioni nel Padovano. Ieri vi avevamo mostrato le immagini di quanto è accaduto alla fiera di Padova. Ieri si è vaccinato anche a Cittadella e Monselice. Oggi invece, oltre a Padova, sono state attivate le sedi vaccinali di Loreggia, sempre per l'Alta Padovana, zona del Campo San Pierese, e poi quella di Este al chiostro delle Consolazioni. Quindi 2 nuovi punti vaccinali che oggi sono entrati a regime per la vaccinazione degli ottantenni. Questo sul fronte vaccinazioni. Poi parleremo nei nostri telegiornali questa sera anche di Vo, perché è quasi passato un anno da quel 21 febbraio che ha data in cui le nostre vite insomma sono state sconvolte dall'arrivo del Covid. Abbiamo sentito il sindaco Giuliano Martini che confida in una ottima risposta anche della popolazione di Vo sul fronte vaccinale. Ha detto come è stato per i tamponi, vedrete che tutti i cittadini di Vo risponderanno in massa alla vaccinazione e stanno già organizzando per domenica un momento di ricordo delle vittime che appunto, lo ricordiamo, Vo ha avuto la prima vittima europea di Covid, il signor Adriano Trevisan. Ma oggi non parliamo solo di Covid, perché come tu ben sai è l'ultimo giorno di Carnevale, è martedì grasso, quindi ci stiamo proprio muovendo per andare a vedere se ci sono qualche mascherina in centro. Sarà un carnevale ovviamente sottotono, meno gente che cammina, meno bambini vestiti, perché ovviamente non ci sono assembramenti, ma è pur sempre l'ultima giornata di carnevale segnata anche dall'impegno delle forze dell'ordine con la Guardia con la Guardia di Finanza, immagino. Valentina, ci senti? Eccola qua. Giornata di Carnevale, dicevamo anche controllata dalle forze dell'ordine, con la Finanza che ha sequestrato proprio nella giornata di oggi un imponente carico di materiale pericoloso, materiale di carnevale pericoloso sequestrato. Sono circa 85.000 articoli sequestrati all'interno di un negozio cinese che era stato segnalato dalla Camera di Commercio perché importava direttamente dalla Cina i prodotti ed erano per lo più prodotti senza i requisiti di sicurezza. Molto bene, tutte queste notizie, poi gli approfondimenti li vediamo nei telegiornali delle nostre emittenti di questa sera. Valentina, intanto grazie per questo focus volante, poi se ci sono altre notizie importanti da Padova non esitate a richiamarci, le daremo qui in diretta durante il Focus TG di pranzo. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio, avete sentito queste le novità da Padova. Verrebbe da dire che con gli scherzi non si scherza, perché tutto il materiale che viene venduto deve avere una certificazione, deve essere poi ben chiara la filiera produttiva. In questo caso si parla di decine di migliaia di prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza proprio nell'ultimo giorno di Carnevale. La consolazione, se così si può dire, che sicuramente meno prodotti pericolosi saranno stati immessi sul mercato, perché è stato un carnevale davvero sottotono. Tutte le nostre redazioni si stanno occupando di questo martedì grasso, perché senza festeggiamenti, col divieto di assembramenti, con i ragazzini a casa, i bambini a casa magari avrebbero voglia di fare un po' di festa, ma la regola del momento, il momento stesso non permette che si possa vedere un martedì grasso come gli anni passati. Sarebbe interessante vedere anche Venezia, ma lo vediamo di sicuro nei nostri telegiornali di questa sera, una Venezia nella quale in questi giorni era impossibile muoversi prima della pandemia, e invece davvero molto diversa. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo alle 12:30, c'è Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra 20 minuti saremo in collegamento con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente della regione Luca Zaia farà il punto della situazione sull'emergenza coronavirus. Torniamo però a Padova con una notizia giunta da poco in redazione che addolora tutta la città e non solo. È mancato il professor Giuseppe Basso, conosciuto come il medico dei bambini. Era stato direttore dell'oncoematologia
patologia pediatrica dell'ospedale di Padova. Da settimane lottava contro il Covid, una nota che ci è arrivata dalla nostra redazione padovana. Oggi la notizia della sua morte. Aveva 73 anni ed era ricoverato in terapia intensiva. Era uno dei medici più noti e amati del Veneto. È stato professore ordinario di pediatria, presidente dell'Istituto di ricerca della Città della Speranza, direttore del Dipartimento Salus Pueri, nonché presidente del corso di laurea in infermieria pediatrica. Era diventato una persona, insomma, un medico molto amato. L'intera città di Padova lo piange, l'intera sanità del Veneto anche, e poi questa sera nei nostri TG un approfondimento su questa figura così importante che ci ha lasciato all'età di 73 anni. Rimaniamo a Padova con una notizia di cronaca sindacale, perché c'è stata una protesta dei driver di Amazon. Vediamo. Noi generalmente iniziamo alle 7:30, veniamo a caricare i furgoni qua in station e poi dobbiamo lavorare 9 ore e più abbiamo mezz'ora di pausa, che non è retribuita. Lavorano in media tra le 9 e le 10 ore al giorno, un orario che viene stabilito secondo un algoritmo che, se viene sfalsato, rischia di mettere uno contro l'altro gli autisti. Questa è solo una delle testimonianze degli oltre 100 driver che questa mattina hanno protestato all'esterno del magazzino Amazon di Vigonza. Qui sono impiegati circa 400 dipendenti. La CGIL di Padova ha indetto uno sciopero per accendere i riflettori sulle condizioni di lavoro dei driver. La protesta ha paralizzato il turno di consegne. L'orario di lavoro e l'intensità lavorativa sono i due perni del problema di questa categoria. In modo particolare loro non sono lavoratori che rientrano tra quelli che devono svolgere massimo 8 ore all'ora. I lavoratori sono dipendenti di cooperative a cui il colosso dell'e-commerce appalta le consegne e hanno chiesto ritmi di lavoro più umani. Durante il Covid gli acquisti su Amazon sono cresciuti in maniera esponenziale. L'algoritmo che prepara i turni, dice la CGIL, costringe gli autisti a ritmi frenetici di consegne, fino a anche 130 pacchi al giorno, senza pause e senza riposo, 7 giorni su 7. Amazon ha risposto allo sciopero con una nota: i fornitori di servizi di consegne sono innanzitutto i nostri partner e noi lavoriamo insieme a loro per definire degli obiettivi realistici che non mettano sotto pressione loro e i loro dipendenti. Il tema dell'economia, del settore produttivo è molto, molto vivo in questo momento. C'è fiducia per una ripresa nel 2021, ma il timore delle categorie è sempre legato da una parte alla pressione fiscale, dall'altra alla burocrazia, tutti quegli impedimenti, quei legacci che in un momento già complicato potrebbero andare a rendere ancora più difficili le prime mosse verso la ripartenza. Ne abbiamo parlato con Confapi a Padova. Il 2020 è stato un anno terribile per gran parte dei settori. Il Covid non ha fatto sconti nemmeno alle piccole e medie imprese che formano il tessuto economico del Nord-Est. Tuttavia si guarda al 2021 con fiducia, prevedendo una crescita. Questo è il dato significativo che emerge dallo studio condotto da Confapi Padova su un campione di 100 imprenditori, analizzando il secondo trimestre dell'anno appena trascorso. Quello che balza subito all'occhio, osservando i maggiori fattori di preoccupazione degli imprenditori padovani, è che a rendere incerto il futuro e a minacciare la competitività delle aziende non sia tanto l'emergenza sanitaria ancora in corso, quanto fattori interni come la pressione fiscale e la burocrazia. Resta un dato che ci fa riflettere. L'imprenditore percepisce come minaccia fondamentalmente cause interne al sistema paese e non cause esterne, quindi pressione fiscale, burocrazia asfissiante vincono largamente su dati esterni di competizione, di calo della domanda, di emergenza Covid-19. Sul piano politico cresce la fiducia nel governo regionale. Se nel primo trimestre del 2020 il campione di imprenditori aveva dato consenso del 72% a Zaia, nel secondo trimestre questo sale all'88%. Sul fronte nazionale le piccole e medie imprese venete guardano con speranza al Recovery Fund. Gli imprenditori sono largamente favorevoli, 2 su 3, solo 1 su 3 è contrario. E poi vediamo, ma per farne che cosa, abbiamo chiesto ai nostri imprenditori. Ecco, qui è interessante la risposta. 1 su 3 ci ha detto subito per abbassare il costo del lavoro. L'indagine di Confapi Padova si conclude con uno sguardo agli investimenti praticamente annullati nel 2020. Tuttavia nel 2021 in molti, quasi l'80%, prevedono invece di farne.
quasi il 60% degli intervistati prevedono un dato costante, ma 1 su 3 prevede crescita. Questa era la situazione, in questo caso con questa associazione di categoria padovana, ma il tessuto produttivo del Veneto non conosce confini fra le province. Diciamo che la grande area produttiva che va da Venezia a Verona passa anche per Vicenza, dove c'è la nostra Gabriella Basso già in collegamento via Skype. Buongiorno Gabriella, quali sono le ultime novità dall'area berica? Ciao Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta, buongiorno a voi. Allora, sentivo dal servizio che parlavate, mi pare di capire, un po' di economia, di problematiche forse legate anche al Covid, quindi qual è stato l'effetto del Covid. Ebbene, anche noi oggi abbiamo tassato un po' il terreno tra diciamo i commercianti vicentini, quindi non imprese ma il tessuto, quello locale, della gente dei negozianti, dei negozi di quartiere, di vicinato. La situazione diciamo è risultata molto molto difficile, dai bar ai negozi di abbigliamento. Abbiamo raccolto 3 storie, una diversa dall'altra ma molto particolari. C'è una signora che ha un negozio di abbigliamento in un quartiere San Giuseppe a Vicenza, 50 anni di attività ereditata dalla suocera e che dice non ce la facciamo più, è 0, il scontrino che faccio ogni giorno, aprire, chiudere, le problematiche legate anche all'attività, le tasse, i conti da pagare, insomma sono veramente molto molto in difficoltà. Lo stesso vale anche per i bar che come sta succedendo adesso per le piste da sci, hanno visto anche loro la chiusura anche repentina del giorno prima di quando dovevano praticamente aprire, che avevano comprato tutte le cose per poter fare l'attività di commercio. Adesso sono aperti ma dicono chiudere alle 18 non serve a nulla, abbiamo la ressa prima e come non forse diluire, certo. In realtà la gente è meglio. Insomma, 3 storie diverse che vedono questo anno e mezzo circa di Covid e ne fanno un po' il quadro della situazione. Per quanto riguarda Gabriella, raccontaci, c'è anche della cronaca da Vicenza? Sì, esatto, in realtà è da Zugliano. Purtroppo questa mattina alle 7:30 c'è stato un terribile incidente, un furgoncino, siamo lungo la strada provinciale 67, zona impianti sportivi per intenderci di Zugliano, quando un camioncino ha travolto un ciclista. Purtroppo per il ciclista non c'è stato nulla da fare, inizialmente non si sapeva neanche chi fosse perché non aveva con sé documenti, è un 48enne di Marano Vicentino, sotto shock l'autista del furgoncino, un 53enne di Calvene. Ovviamente più particolari per quanto riguarda la dinamica che stanno lavorando i carabinieri su questa cosa, la sapremo più tardi ovviamente perché c'è la ricostruzione proprio dell'incidente per capire responsabilità e appunto se passaggio magari avventato del ciclista o il camionista che appunto non si è accorto, distratto, insomma bisogna capire cosa è successo effettivamente. E poi c'è la storia, sapete che Google ogni tanto dà indicazioni, no? Cioè se lo segui, però a volte dà indicazioni che sono un po', diciamo, Google Maps dà indicazioni a volte magari non proprio corrette. Ed è successo questo a un camionista che si è trovato a Cinto di, se non erro, Trissino, e si è sfilato in una via troppo stretta, un camion con rimorchi, e da lì una via che il navigatore gli ha dato in maniera erronea ed è rimasto bloccato là. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, staccare il rimorchio, insomma manovra abbastanza complicata, e il camion era di traverso, non riusciva più a fare nessun tipo di manovra. Purtroppo sai che succede molto spesso, è già accaduto per esempio a Castelgomberto diverse situazioni per esempio di questo tipo. Poi abbiamo, quando rientriamo dalla pubblicità, faremo vedere ai nostri telespettatori anche il video che ci è arrivato dai vigili del fuoco proprio di questa vicenda che tu ci hai annunciato. Per tutto il resto, per tutti gli approfondimenti di tutto quello di cui ci ha parlato Gabriella Basso da Vicenza fino ad ora, diamo appuntamento ai nostri telespettatori al TG Vicenza di questa sera. Grazie Gabriella, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, perché alle 12:30 c'è la conferenza stampa di Luca Zaia. Noi facciamo una brevissima pausa. State con noi, torniamo fra poco.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra poco saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto sull'emergenza coronavirus. Molti temi all'ordine del giorno, a partire da quello dei vaccini, passando poi per le tribolazioni che vengono vissute dal mondo dello sci, dalla montagna veneta, vicentina, bellunese, veronese, anche perché sappiamo che riguarda un po' tutta la zona di montagna del Veneto, quello che è successo nei giorni scorsi e soprattutto quello che accadrà da qui in avanti. Allora, finché aspettiamo di sentire le novità da Zaia, ecco le immagini che ci sono state annunciate dalla collega Gabriella Basso da Vicenza e che riguardano un camion che a Trissino, in via Cinto, è rimasto incastrato, è rimasto in panna durante le operazioni di inversione del senso di marcia. L'autista aveva imboccato una strada molto stretta, erroneamente indicata dal navigatore, cose che succedono, ha rotto il cambio del camion e la sfortuna ci ha messo lo zampino, rimanendo bloccato di traverso lungo la via. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'autogru, sono riusciti a spostare il camion e a rimetterlo dritto, per così dire. La motrice è stata staccata e caricata su un carrello, mentre un'altra motrice è arrivata sul posto e è stata agganciata al semirimorchio, risolvendo così il problema. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco non sono terminate dopo 3 ore, quindi a notte quasi fonda. Queste erano le immagini che ci arrivavano dai vigili del fuoco. Poi nei nostri telegiornali di questa sera avremo tutti gli approfondimenti del caso e come sempre prima della conferenza stampa di Luca Zaia vediamo gli ultimi dati disponibili sull'emergenza coronavirus. Ricordiamo che il governatore fornisce i dati in apertura di conferenza stampa, quindi per quelli nuovi basterà aspettare un paio di minuti. Questi sono i dati di ieri alle 17. Allora, c'erano ieri 24.109 casi positivi in Veneto, un numero che dopo una sosta, tra virgolette, è tornato a scendere molto rapidamente. 104 casi positivi ritrovati con i tamponi di ieri, quindi anche questo è un numero che diminuisce. Vedremo se oggi saremo ancora sulle 3 cifre o se saremo scesi sotto quota 100. Poi 321.820 persone positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Veneto e però anche 288.164 che si sono negativizzate. Purtroppo continua la conta dei decessi a causa del coronavirus e sono 9.547. Questa è la prima parte della tabella, però per capire bene, per poter contestualizzare questa tabella bisogna andare nella seconda parte e ci parla questa seconda parte di sanità. Allora, in Veneto sono 1.413 le persone ricoverate in area non critica in questo momento, un numero che scende, magari potrebbe scendere anche più rapidamente, però per ora ci accontentiamo di questa discesa che speriamo non debba poi ripartire. Sono 915, quindi meno di 1.000 i positivi, 498 le persone che si sono negativizzate, sono ancora ricoverati in area non critica. Poi 141 i ricoverati in terapia intensiva, di questi 106 sono ancora positivi al coronavirus. Qui purtroppo il numero dei positivi è sempre molto alto rispetto al dato complessivo. 35 le persone che si sono negativizzate. Vediamo la differenza rispetto al giorno precedente ed è importante perché c'è l'ennesimo calo, quindi sempre più dimissioni ospedaliere, meno 14 in area non critica e 4 persone in meno in terapia intensiva. Purtroppo c'è sempre da fare i conti con un numero di morti sempre purtroppo troppo alto, ovvero 19 persone sono morte nel pomeriggio di ieri con il coronavirus. Questa era la tabella. Per capire la direzione che prende in questo periodo l'emergenza coronavirus dobbiamo aspettare qualche istante, ovvero l'arrivo del presidente Luca Zaia, di cui chiediamo informazioni ai nostri colleghi in sala stampa nella sede della Protezione Civile a Marghera. Non è ancora arrivato, quindi bisognerà aspettare qualche secondo per avere i dati aggiornati, quindi capire
che strada sta prendendo il coronavirus in Veneto. Come sempre vi diamo appuntamento fra pochi istanti con i primi minuti della conferenza stampa di Luca Zaia e si parlerà, come dicevamo prima, di sicuro di vaccini, di campagna vaccinale che è partita per quanto riguarda gli over 80 non in tutte le sedi di vaccinazione. Sappiamo, alcune sedi sono già partite, altre partiranno fra qualche giorno a causa di piccole incombenze di carattere soprattutto logistico. Tiene sempre banco il tema della ricerca da parte del Veneto con mezzi propri, come si suol dire, di dosi vaccinali. Polemiche fortissime nei giorni scorsi, non c'è motivo di pensare che oggi non ce ne saranno, quindi sarà tema di discussione di sicuro in conferenza stampa di Luca Zaia. Invece noi vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera, TG Bassano, per parlare anche del mondo dello sci, perché i nostri giornalisti sono in altopiano per capire le ricadute immediate delle scelte da parte del governo. Sappiamo che non riguarda solo il mondo dello sci, ovvero gli impianti e chi si occupa di attrezzature sportive, ma anche il mondo il settore dell'ospitalità, alberghi, bed and breakfast, tutte quelle che sono le situazioni che magari avevano già ricevuto prenotazioni di settimane bianche, di periodi di pernottamento da parte di persone che volevano fare le ferie in piena sicurezza. È arrivata questa ennesima dilazione nella data di partenza della stagione sciistica e quindi sicuramente i problemi ci sono stati. Alberghi che magari hanno acquistato derrate alimentari per un numero di ospiti che non sarà poi quello a partire già da questi giorni, alberghi che magari, come abbiamo sentito nelle ultime conferenze stampa, avevano già scaldato le camere, quindi spendendo dei soldi di riscaldamento, bed and breakfast che si erano organizzati, magari personale venuto anche forse da fuori dal Veneto, che si trova dal datore di lavoro che gli può dire mi spiace, non partiamo, oppure questa stagione non va. Quindi tutte situazioni molto, molto gravi, molto complesse, di cui parleremo anche nei telegiornali di questa sera. Si parlerà anche del martedì grasso, ricordiamo oggi ultimo giorno di carnevale, decisamente sottotono, lo vedremo un po' in tutte le città coperte dalle nostre redazioni per capire come si svolge l'ultimo di carnevale in periodo di Covid. Nel frattempo che aspettiamo il governatore Luca Zaia, c'è una sua dichiarazione sullo sci di cui parlavamo poco fa. In queste ore, dice Zaia, stiamo assistendo all'ennesima battuta d'arresto per l'economia della nostra montagna. La salute va sicuramente tutelata, dice il governatore, ma l'emergenza non esclude la condivisione di scelte e tempi di intervento. Il tema è sempre quello: prima la salute. Si possono anche fare scelte complicate e drastiche, ma bisogna farle per tempo e naturalmente concertarle con il territorio. Lo afferma in una nota il presidente Luca Zaia. È disarmante, si legge in questo lancio d'agenzia, ospitare una kermesse internazionale dello sci, quindi mondiali di Cortina in pieno svolgimento, vetrina internazionale importantissima, e allo stesso tempo invitare cittadini appassionati di sport invernali a rinunciare a questo spettacolo. Viviamo questi campionati mondiali, quindi c'è anche il problema dell'indotto turistico che potevano portare sulle Dolomiti i mondiali di sci. Viviamo questi campionati mondiali come fossero le prove generali di Milano Cortina 2026. Prove generali, però manca ancora qualche anno a questo importante appuntamento. Con le Olimpiadi puntiamo infatti a realizzare un effetto leva intorno all'evento, ottimizzando al massimo le opportunità per il territorio. Si guarda avanti, visto che guardare all'immediato futuro potrebbe far venire qualche brutto pensiero a chiunque, visto il periodo che stiamo passando. Il mondo del turismo e dello sci guarda già avanti, però ci sono tutti questi anni da passare. Vi lasciamo al governatore per tutte le informazioni di oggi. Sì, che non passi l'idea che aspettavamo Bonnet, e lui arriva sempre in ritardo. Fra l'altro volevo anche esprimere, buongiorno a tutti innanzitutto, e ne approfitto, esprimere i miei auguri a Filippo Tosato, che ho avuto modo di sentire stamattina, sta bene, voi sapete che ha avuto qualche problemino, e ringrazio anche i medici, gli infermieri e le infermiere dell'unità coronarica di Milano per il lavoro, insomma,
eccezionale che fanno ogni giorno, quindi un in bocca al lupo a Filippo e per una pronta guarigione, sperando di averlo velocemente ancora qui con noi. Grazie. Partirei con il bollettino. Sì, ovviamente l'ho sentito, sta bene, mi ha detto di salutarvi tutti oltretutto, scusate, poi l'ho sentito stamattina. Allora, bollettino, tamponi molecolari 3.905.023, tamponi rapidi, test rapidi 2.924.104. Nelle ultime 24 ore sono stati trovati con l'attività di screening 638 positivi che su 35.030 tamponi sono esattamente l'1,82% di incidenza. 35.030 tamponi, 638 positivi, 1,82. Quindi vedete che si continua ad avere un'incidenza bassa, e il vero dato è questo, non il numero assoluto dei positivi che non vuol dire niente. Numero dei positivi 322.354 dall'inizio, ormai insomma tra qualche giorno saremo un anno dallo scoppio della crisi dell'infezione del coronavirus, che era il 21 febbraio, vi ricordo, del 2020. I positivi ad oggi invece, quelli che sono oggi presenti ancora positivi e quindi sono in isolamento, sono 24.253. Questo è un dato importante per capire che queste sono persone in isolamento che sono positivi. Quando noi 20 giorni fa alzavamo cartelli con 90.000, 99.000, 100.000, significava che il Veneto, grazie alla sua attività di screening con 60-70.000 tamponi al giorno, aveva in quelle giornate isolate fino a 100.000 persone che evitavano di andare in giro a contaminare qualcun altro, a contagiare qualcun altro. I ricoverati totali sono 1.518 e sono così distribuiti 136 meno 12 in terapia intensiva e 1.382 meno 51 in area non critica. Considerate che terapie intensive positive, stasera troverete nel bollettino penso 85 persone più o meno, se non anche meno. Ecco, vorrei ricordare che queste due tabelle messe assieme fanno 1.518. Siccome eravamo 3.004 siamo a 1.900 eletti in meno. Ricordate che diceva che a dicembre, non avendo fatto noi il lockdown, avremmo avuto una strage a gennaio e febbraio, tanto per restare in tema, no? Abbiamo avuto uno svuotamento di 1.900 eletti su 3.400 e dal 1° di gennaio ad oggi tutti i giorni in calo. Guardate che io non sto dicendo che questa è la soluzione finale, vi sto dicendo semplicemente, siccome in queste ore si parla tanto di lockdown, che c'era chi lo proponeva a dicembre per non avere un lazzaretto a gennaio. Questo è il risultato. Tanto per dire qual è la certezza quando si fanno le dichiarazioni. Totale dei morti sono 9.551 più 42. I dimessi sono 15.390. Abbiamo dimesso ieri 92 persone, sto parlando di dimessi sani. Considerate che qui sono dentro anche le cure domiciliari. Bene. Detto questo, allora guardate, abbassare la guardia decisamente no. L'unica preoccupazione che noi abbiamo è rappresentata dal fatto che questi dati estremamente positivi, che ormai si ripetono dal 1° di gennaio, quindi quanto sono? Ormai sono quasi 50 giorni, poco meno di 50 giorni, 45 giorni più o meno, non fatemi fare il conto, sono un dato importante. E il virus c'è, lo vedete, un 2% dei nostri tamponi che facciamo su una popolazione comunque che ha avuto un rapporto stretto con un contagiato, con un positivo, ci danno un 2% di diffusione del contagio. Nella popolazione noi confermiamo il dato che ci dà il professor Baldo dello 0,3%, vuol dire che se hai 1000 persone in una piazza hai 3
persone che possono essere potenzialmente positive. Il che non vuol dire che tu giochi alla roulette russa e dici beh tanto non avrò mica io la sfortuna di trovarmi uno dei 3 positivi nella piazza con 1000 persone, però se manteniamo il distanziamento, se manteniamo la mascherina e l'igiene delle mani, capite che quei 3 su 1000 non è che possono far tanti danni. Questo è fondamentale, cioè rispettare le regole. Allora chi dice sempre lockdown, lockdown, ricordo le parole del professor Remuzzi, che è un'autorità vera, che diceva che la letteratura ormai internazionale dice che se tutti rispettassero queste 3 regole, mascherina, distanziamento di almeno 1 metro e igiene delle mani, perché sono l'unico veicolo di contatto tra persona e persona, si avrebbe un effetto migliore del lockdown. Quindi noi dobbiamo metterci d'impegno a difendere fino in fondo l'idea di questa simil libertà che oggi abbiamo, che è una libertà mascherata, definiamola così. Oggi è l'ultimo del carnevale. Cioè è rovinata anche come libertà, non ci siamo neanche accorti che oggi è l'ultimo di carnevale. Quindi una libertà con la maschera, con la mascherina, ne verremo fuori, non la useremo a vita la mascherina, dopodiché magari ci sarà chi la farà come scelta di vita, dice magari io non voglio prendermi l'influenza o il raffreddore, ho capito che portandola più spesso questa mascherina, ovvio che cambierà un po' la fisionomica sociale, no? Perché ci sarà anche chi poi stile Giappone la porta a prescindere, no? Contro l'inquinamento, contro eventuali contagi. Ecco, quindi l'appello a tutti è questo, di fare estrema attenzione. Ne dobbiamo venire fuori con un lavoro di squadra. I veneti sono stati eccezionali fino ad ora e dobbiamo continuare così. Ho visto che anche l'ordinanza che ho fatto, diciamo che non è devastante, ma è quella di dire se ti bevi uno spritz bevitelo da seduto e se sei seduto quando hai finito di bere mettiti la mascherina e continua i tuoi colloqui con la mascherina, ci ha aiutato questo fine settimana. Allora noi siamo preoccupati perché ci siamo dati come limite la 3ª settimana di febbraio barra fine febbraio per fare un bilancio, perché voi capite che abbiamo le vere aperture le abbiamo avute dal 1° di febbraio con le scuole, le abbiamo avute con la zona gialla e quindi capite che la misura di quanto bravi siamo stati è questa. Ovvio è che noi il bilancio lo faremo guardando da prima i ricoveri, ad ora non stanno aumentando, stanno diminuendo, avete visto anche oggi 49 ricoveri di meno. Poi se dovessero aumentare i ricoveri aumenteranno le terapie intensive a seguire nel giro di 10 giorni e poi avremo l'inizio della mortalità. Triste da dire, ma questo è il processo al quale il Covid ci ha abituato. Siamo preoccupati, tanto è vero che stiamo accelerando sul fronte delle scuole. Voi sapete che abbiamo un progetto che l'ho salvato la dottoressa Russo, che sarà qui giovedì, la dottoressa Russo, per parlare di vaccinazioni e varianti. Siamo preoccupati perché comunque il tema delle varianti che noi abbiamo sollevato per primi in Italia, vi ricordo che il 24 dicembre, io lo dico sempre, non è una bugia perché ho ancora il messaggio, alle 23:59, infatti ho detto auguri e poi mi ha detto abbiamo trovato la variante inglese. Ecco, noi abbiamo tentato di dirlo al mondo scientifico che avevamo trovato la variante inglese, ringrazio l'Istituto Zooprofilattico che sta continuando a sequenziare per nostro conto e stiamo anche irrobustendo tutte le microbiologie per poter sequenziare anche in autonomia nelle diverse microbiologie, nei diversi ospedali del Veneto. Ecco, noi abbiamo tentato di dire guardate che qui in Veneto sta accadendo qualcosa di strano, non spiegabile. Ne ho parlato anche col professor Brusaferro in quei giorni e diceva sì, effettivamente voi avete una curva che è una curva che così di primo acchito magari viene da dire è data dal colore della zona, poi ti rendi conto che come è salita è andata anche giù e il cambiamento di colore della zona, vi ricordo che è iniziato il 24 dicembre con la rossa perché era un prefestivo e si è protratto fino al 6 di gennaio, ma noi già il 1° di gennaio abbiamo iniziato a calare, quindi non è possibile che solo il colore di una zona in 6 giorni cambi il corso della storia del Covid. E poi in quella maniera non è che ci fu una flessione dal 1° di gennaio, fu una perpendicolare, c'è un filo a piombo. Se voi, Mario Federico ci porta una stampa delle terapie intensive che ormai hanno, fra l'altro la novità è che nel giro di 10-15 giorni, è quella di oggi, ma se portiamo quella di oggi vi faccio vedere una novità,
Cioè ormai siamo a 10-15 giorni dallo zero di partenza. Ormai siamo, lo vedete nella curva, vedete il punto di partenza zero, va su, ormai abbiamo raggiunto quasi la fine, diciamo, abbiamo raggiunto il punto zero. Siamo preoccupati per le varianti, perché se le varianti, o meglio, se la qualità e la quantità dell'infezione, adesso c'è la stampa, grazie, la qualità e la qualità dell'infezione del Veneto è legata alle varianti, capite che se tornano le varianti abbiamo già capito quale sarà il livello del volo che faremo con tante turbolenze in volo. Detto questo, noi adesso vogliamo entrare nelle scuole come abbiamo da progetto, fatto in tempi non sospetti, per fare dei plessi scolastici a tappeto in modo tale da misurare la circolazione del virus. Nelle medie ci siamo messi in testa di approfittare, di cominciare con il tutor, con l'autosomministrazione guidata nella terza media. Vi informo già che c'è una grossa multinazionale che ha presentato il test il fai da te a Roma per la validazione, e vi confermo che noi abbiamo presentato anche la nostra validazione. Ovviamente la multinazionale è arrivata perché logica vuole che da qui al futuro è impensabile che i cittadini non abbiano il diritto di avere in tasca un test che per un minimo di screening. Pensate che facilità avremmo se potessimo dire a tutti i cittadini: il lunedì vi fate tutti il tampone rapido, andate a ritirarvelo in farmacia, in modo tale che abbiamo un quadro di quali positività abbiamo. Qualcuno dice, qualche scienziato, no? Dice, ma poi non c'è più il controllo del contact tracing. Ma scusate, al di là del fatto che questo è un tema di etico, no? Se tu sei positivo, se sei un lazzarone, vai fuori di casa anche se te l'ha detto il premio Nobel che sei positivo, giusto? Ma comunque nella stragrande maggioranza, se non nella quasi totalità dei cittadini che sanno di essere positivi, la prima roba che fanno, adesso cosa succede? Vanno dal medico, si preoccupano, cercano di capire cosa devono fare, chiedono la cura preventiva, la cura domiciliare, magari una profilassi preventiva. Quindi è impensabile. Io non posso accettare che qualcuno dica o abbia detto che la cura, che il fai da te si trasforma in una deregulation. No, il fai da te ci permette di fare uno screening che mai riusciremo a fare. Dopodiché non sono cose mie, non me ne intendo, però ho visto che fino ad ora quello che abbiamo detto è sempre accaduto. E non in Italia perché ci sono gli amici degli amici come qualcuno vuole far credere, ma in tutto il mondo. Vi ricordo che se andate a Bruxelles è mutuato il fai da te, non lo pagate, oppure ve lo andate a comprare, mi sembra con 12 o 14 euro in farmacia. Andate negli Stati Uniti, esattamente è esordito dopo una settimana che noi avevamo presentato il nostro fai da te. E così in tutto il mondo, perché è logico, no? Allora, sulle varianti bisogna fare molta attenzione, perché abbiamo la variante inglese che qui è già passata, rappresenta più o meno il 18% dei contagiati veneti, ai dati di oggi sulle sequenziazioni che abbiamo fatto, poi c'è la brasiliana, la sudafricana, e quindi questa è la vera preoccupazione. Le scuole, noi fino al 5 di marzo non modifichiamo la percentuale di studenti in classe, cioè a scuola, cioè 50%, non si va oltre il 50%. È prudenziale. Vedete che ancora una volta, lasciatemelo dire, ci siamo presi gli strali di pochi perché sembrava che avessimo l'anello al naso, fossimo dei poco di buono perché non aprivamo le scuole. Oggi vedete che l'unico argomento di discussione a livello scientifico nazionale è la scuola e la pericolosità delle varianti sui giovani. Israele, che è mediamente 3-4 mesi più avanti di noi, io seguo la storia della comunità israeliana perché è sicuramente interessante per qualità, per professionalità, per innovazione, per intelligenze artificiali. Israele si ritrova oggi ad avere 50.000 bimbi contagiati. Vi ricordo che Israele fece già la prima apertura delle scuole in estate che dovette richiudere proprio per il contagio. Vedete la curva? Eccola qui, grazie. Vedete, qui siamo allo zero, ormai ci stiamo arrivando. Capite che non è spiegabile un precipizio del genere. Ma scusa, la metto qua in mezzo così c'è anche l'assessore alla sanità che conta più di me. Si vede?
Scusate. Sì, è eloquente come curva, no? Quindi le scuole, diciamolo ai genitori e alle famiglie, abbiamo già comunicato con la professoressa, il direttore Palumbo, le scuole fino al 5 marzo. Perché 5 marzo? Io avrei fatto anche un po' di più, ma il 5 marzo scade il DPCM. Se non ci fanno una sorpresa come per le piste da sci, insomma, si spera che qualche giorno prima di sapere quale sarà il futuro, no? E quali saranno le determinazioni del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, che noi rispettiamo, però bisogna che siano presentate a tempo debito, non è che possiamo averle all'ultimo istante. Sulle piste da sci, guardate, io raccolgo le lamentele e la preoccupazione, a volte anche la desolazione di molti operatori che sono preoccupati perché in un settore dove non si guadagna si sono fatte anche le spese per non aprire. E quindi faccio appello al governo affinché provveda a indennizzare questi danni che si sono creati inevitabilmente con questa chiusura repentina che ha colpito duramente le nostre realtà. Noi abbiamo un comparto dello sci, insomma, che è messo molto male, è da marzo che non lavora e purtroppo poveri hanno fatto delle assunzioni sperando di riaprire il 17, così non sarà. Hanno fatto spese per riscaldare alberghi, per riempire magazzini di rifugi o altro e oggi si ritrovano ancora al punto di partenza. Considerate che il 5 marzo fanno l'apertura della chiusura della stagione, cioè ormai il 5 marzo siamo già, diciamo, se dovessimo paragonare la stagione siamo in una bassissima stagione, siamo bassa stagione, non siamo più nel clou della stagione di dicembre a gennaio. Le vaccinazioni stanno andando avanti, casomai poi c'è anche l'assessore Lanzarin. Vi voglio solo dire una roba, troverete nel nostro dato che noi abbiamo fatto 156-126 vaccinazioni domenica, non è che ci siamo distratti, abbiamo dedicato tutte le forze a creare i centri di vaccinazione di massa, tanto è vero che ieri abbiamo fatte 4.000 più o meno, adesso cresceranno sempre di più. Abbiamo organizzato la macchina in maniera tale di essere performanti dal lunedì e ieri si è iniziato. Sui vaccini vi dico già che novità non ce ne sono. Ieri ho parlato con il dottor Arcuri, ieri sono uscito di qui, mi ha cercato, ne ho parlato, ho dato informazione di questo fatto che abbiamo chiesto ad AIFA il 3, ma AIFA ci ha, diciamo, dirottato, scusatemi, su Arcuri. Col dottor Arcuri ne ho parlato con il commissario, si è già sentito ieri sera con il dottor Flor. Il dottor Flor ha richiesto i numeri dei lotti dei vaccini perché è evidente, questo penso sia come si può dire, corretto riconoscerlo, che qualora ci fosse confermata tutta la fornitura per 27 milioni di dosi divise in due blocchi, 12 milioni e 15 milioni rispetto a due intermediari diversi, differenti, distinti, una regione, un paese non può girarsi dall'altra parte. Tanto è vero che adesso il dottor Flor, secondo anche alcuni accordi presi, sta facendo fare una verifica formale rispetto ai numeri dei lotti e alle matricole per verificare, diciamo, quale sia bene il lotto come è identificato, e dopodiché, come dico sempre io, noi non abbiamo fatto questa operazione per fare politica o per metterci a far rissa con qualcuno, non ce ne frega niente. Noi abbiamo 5 milioni di veneti che potenzialmente potrebbero chiedere di essere vaccinati, quindi noi vogliamo i vaccini per tutti. È chiaro che se questa dote di vaccino entra in Italia, il Veneto deve avere la sua parte per i veneti. Ho anche l'impressione, se volete che ve la dica tutta, che da qui a un mese ho l'impressione che il mercato sarà molto più rimpinguato di vaccini, perché Pfizer scrive, non so se perché abbiamo fatto noi casino, comunque Pfizer scrive all'Italia e dice: volete più vaccino? L'Italia ha detto di sì, quindi ne arriverà di più. Abbiamo Johnson & Johnson che debutterà, abbiamo AstraZeneca che dice che recupererà il taglio che ha fatto da 8 milioni a 3 milioni e 4. Abbiamo incremento, insomma, in generale. Moderna si è impegnata a incrementare. Io spero che sta partita ci faccia uscire dall'angoscia di non poter vaccinare. Guardate che l'unica via di uscita, lo dice il mondo scientifico, non è il pensiero di Zaia, è la vaccinazione. E io spero di riuscire a realizzare il Veneto Covid free.
Pensate ad avere un turismo già tutto covid free, le nostre aziende covid free. Qualcuno dice, ma i veneti parlano solo di soldi. No, noi parliamo di vita, perché le nostre imprese hanno i commerciali esteri, le nostre imprese lavorano con l'estero, hanno bisogno di ricevere operatori, hanno bisogno di relazioni internazionali. Il nostro turismo fa il 66% di turisti stranieri. Per questo è fondamentale che noi si diventi subito covid free. È la vera sfida. Guardate che il lavoro che stanno facendo in giro per il mondo è questo. Se guardate sempre Israele, a 9 milioni di abitanti, ha già vaccinato, ha recuperato 30 milioni di vaccini, li ha negoziati direttamente con l'azienda produttrice e ha iniziato a vaccinare. Ecco, quanto ai soldi, voglio anche ricordarlo, se uno sta girando sta leggenda metropolitana, vi confermo che le cifre proposte sono in linea, se non in alcuni casi più basse, di quelle di mercato, punto. Perché sentir dire che noi strapaghiamo i vaccini, noi non lo faremmo mai, ma eticamente non è sostenibile andare a strapagare un vaccino perché lo deve avere prima di un altro, perché a quel punto vuol dire non essere più alla pari, ma vuol dire mettere in difficoltà chi non ha modo di comprarli. Quindi vi posso garantire che le proposte economiche sono in linea con il mercato. Ultima roba, gli intermediari. Cioè io capisco che non tutti sono esperti di come si può dire, di aspetti commerciali, ma guardate che le aziende produttrici in generale, no? Possiamo parlare del settore farmaceutico piuttosto di altri settori, non è che vanno a vendersi con la valigetta il loro prodotto, soprattutto se sono giganti come produttori, hanno degli intermediari e in alcuni settori li chiamano rappresentanti, in altri settori sono titolari di licenza che vendono in nome per conto, in altri posti sono esclusivisti, quindi vai solo da loro oppure non riesci a comprarli. A me fa strano che questo paese si meravigli che noi trattiamo quegli intermediari, come li dobbiamo trattare? Col capo dello Stato. Ma forse non ci si rende conto che stiamo parlando di mercato, stiamo parlando di industria, stiamo parlando di commercio. Vi ripeto ad esempio che le farmacie si sono giustamente e intelligentemente organizzate e rappresentano dei gruppi d'acquisto che sono i più grossi sul mercato. Ecco, se noi avessimo una farmacia saremmo in quel gruppo d'acquisto, probabilmente quando cominceranno ad esserci vaccini anche per quel canale avremo anche vaccini da quel canale. Se avete domande? Manfan, Fois, Giacomuzzo, Bonet e Pittarelli. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Presidente, lei ieri ha parlato con il dottor Arcuri. Che cosa vi siete detti e che cosa le ha detto il commissario per l'emergenza? Guarda, il commissario intanto non ha, io posso dire che è stato disponibile, ha detto guardate, vi dico subito, a noi servono dei dati dei lotti, proprio dei dati dei codici, perché comunque perché noi abbiamo chiesto che si faccia una verifica fino in fondo. Peraltro voglio anche ricordarvi che mi ricordava il dottor Flor, inciso, io non ho mai incontrato questi signori e non ho mai voluto neanche vedere i contratti, perché penso che sia una questione della struttura, non devo occuparmene io, tantomeno l'assessore, nessuno. Però il dottor Flor mi ricordava che nelle bozze di contratto addirittura c'è scritta anche, è prevista la possibilità da parte dell'acquirente di attivare anche un controllo terzo, cioè non è escluso che se si arrivasse al vedo, noi che possiamo chiedere alla struttura commissariale piuttosto che a AIFA di fare la verifica per conto nostro se la merce è corrispondente a quanto dichiarato nel contratto. Quindi c'è una totale trasparenza. Io trovo anche assurdo che dobbiamo stare qui, non con voi scusatemi, ma in generale a star qui, e sembra quasi una giustificazione dopo aver fatto il nostro dovere. Quindi il dottor Arcuri, il commissario Arcuri ha detto che il Veneto può comprarseli? No, il commissario Arcuri non ci siamo addentrati su questo tema, ha detto facciamo subito una verifica dei codici e dei lotti, dopodiché è ovvio che noi poniamo una questione, no? Una questione, come si può dire, formale, sul fatto che sul mercato, se è vero che ci sono, se è vero che saranno confermati, se è vero che non sarà acqua distillata, ci sono potenziali 27 milioni di dosi che capite che se le scaricassimo anche sul paese Italia, se le dassimo anche divise in maniera equa a tutti,
cioè, sarebbero sufficienti per fare 2 o 3 mesi di vaccinazioni, cioè, che non è proprio una roba da poco. Cioè, considerate che adesso noi ci stiamo spartendo di Pfizer più o meno 500.000 dosi alla settimana, cioè vuol dire che in un mese avremo 2 milioni di dosi di Pfizer, cioè capite che se ne scaricate 27 milioni è un'altra roba. Non ho capito una cosa, Presidente, quindi c'è la possibilità che alla fine il termine che è criticato, intermediario, cioè sia il Veneto a fare dell'intermediario e che giri allo Stato italiano dovremmo capire quale sarà la veste giuridica qualora sia tutto confermato e che l'affare sia ritenuto corrispondente alle aspettative e alle norme. Si tratterà di capire, perché lo Stato membro ha un vincolo contrattuale di non comprare fuori dall'ombrello europeo, ma non ce l'hanno le regioni. Quindi si tratterà di capire, posso dire, ma si tratterà anche di porre una questione a livello europeo, ma a me sembra inammissibile che arrivati a questo punto ci sia ancora il vincolo quasi monopolista sugli Stati membri di obbligarli a non raccogliere le offerte che trovano per strada. Però le regioni, a nostro avviso, non sono vincolate al vincolo europeo, ma sono vincolate all'autorizzazione nazionale, dalla verifica che abbiamo fatto noi, perché comunque è un acquisto di farmaci fuori confine. Per questo noi ci siamo rivolti subito ad AIFA. Quindi tutte le regioni assieme potrebbero comprare questo megalotto, oppure comprarlo il Veneto e poi distribuirlo? Può essere una soluzione. Quando lei dice dovesse essere messo a disposizione del Paese, il Veneto vuole la sua parte, cioè assolutamente sì. Cioè ne vuole 10 milioni o poco meno? No, 10 milioni ce ne facciamo, cioè sono un'esagerazione. Penso che a noi ne bastino 4-5 milioni, nel senso che considerate che si vaccineranno in Veneto 3 milioni e mezzo di cittadini, più o meno 4 milioni. Non si possono vaccinare quelli sotto i 16 anni. Poi abbiamo il tema che ci arrivano con la fornitura ufficiale e poi il tema temporale, perché è anche assurdo lasciare in magazzino per mesi dei vaccini quando tutti potrebbero utilizzarli. Cioè si tratta di trovare un punto di equilibrio, no? La capacità vaccinale è rapportata al magazzino che hai. Ultima domanda, Presidente, per quanto mi riguarda, le scuole, cioè questi screening sono già iniziati, devono iniziare, quando è che andrete? Come ha detto che saranno a tappeto, esattamente? Sì, c'è un progetto, noi l'abbiamo presentato, forse tu non c'eri quel giorno, c'è una mappa con 10 o 12 istituti, quanti sono? No, mi sembra che la dottoressa Palumbo abbia individuato le scuole, gli sono state date appunto l'elenco delle scuole alla dottoressa Russo, che poi ha fatto un incontro tecnico con i SISP di tutte le aziende sanitarie, quindi credo che dalla settimana prossima, presumo, se non da fine a questa settimana, riusciranno ad essere operative. Prima hanno ricostruito appunto, no, non credo proprio. Considerate che poi c'è anche la supervisione del professor Baldo e questo anche ci darà garanzia rispetto al tema epidemiologico. Prego. No, Giacomuzzo è a posto. Beh, vabbè, le faccio un'altra domanda che non è... Sì, avevo detto già, ma l'Alda giustamente mi ha anticipato su tutti i temi di attualità. No, chiedo una cosa gentilmente al Presidente, buongiorno a tutti intanto. Buongiorno. Sono in scadenza i direttori generali, o meglio i commissari delle USL. A fine mese, se non sbaglio. 28. Che intenzioni ha? Di nominarli tutti entro la prossima settimana. Quindi nomina. Sì. Ci saranno cambi? Non si fanno proroghe. Basta proroghe. Sì. Li sto valutando con l'aiuto dell'assessore Lanzarin e del dottor Flor. Capite che poi è una responsabilità personale. Ringrazio tutti quelli che mi fanno aggiungere magari consigli e osservazioni, per carità. Tutto è corretto, però poi alla fine la decisione aspetta a me, perché poi se uno non funziona sono io a rispondere, perché questa è una nomina diretta. Vi ricordo che è stato fatto un bando, il bando ha avuto una commissione nella quale hanno lavorato il dottor Gasparini e il professor Merigliano, che insomma è il presidente della scuola di medicina dell'Università di Padova, e un rappresentante di Agenas, che è fra l'altro la seconda volta che viene in Veneto,
hanno fatto una scrematura, nel senso che hanno valutato gli aventi titolo e li hanno divisi in base alla disponibilità perché per capirci ogni ULSS aveva un suo bando, quindi una persona poteva candidarsi in tutte le ULSS oppure sceglierne alcune. Quindi noi abbiamo per ogni ULSS i potenziali nominabili e da lì io sceglierò, insomma, 110 nomi sono stati raccolti. Saranno ovviamente, da come si è impostata, ci sarà qualche nome nuovo, qualche conferma, qualche cambio di ULSS, insomma, nell'ottica di far sempre un lavoro, una visione di squadra, ragazzi. Però al momento non è chiusa la partita. La prossima allora sì, ma semplicemente perché guardate, siamo stati veramente impegnati con questa storia del Covid sta settimana. Abbiamo iniziato ad abbozzare una lista, però voglio vedere bene il curricula, voglio valutare un po' tutte le robe. Grazie. Prego. Voice Media Nord-Est. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Io mi ricollego a quello che hai detto prima, scuole e varianti sui giovani, che sono i due settori che sono maggiormente monitorati, perché in provincia di Venezia, dei 6 focolai in questo momento attivi nelle scuole del veneziano, mi riferisco naturalmente all'ULSS 3 Serenissima, ce n'è uno su cui si sta concentrando l'attenzione di tutti, che si trova a Malcontenta, quindi a pochi chilometri da qui, una scuola elementare che è il primo cluster veneziano della variante inglese. Sono, se non erro, 7 alunni e un insegnante. Da questo punto di vista che cosa ci può dire? Perché ho visto che sono state rafforzate anche tutte le procedure di contact tracing e anche di quarantena, che è molto più lunga rispetto vi posso dire che è una situazione complicata perché in via di prioritaria il contact tracing e la quarantena, cioè, è molto più aggressiva secondo le direttive nazionali, quindi non è più così, diciamo, affrontabile come prima, nel senso che non basta stare in aula con la mascherina, perché rispetto a questa variante si chiede una quarantena effettiva, con tutte le ricadute che poi ci sono, che è la prova provata di quello che vi abbiamo detto per settimane, ma sembrava che venissimo dalla luna, ovvero che il tema della scuola è un tema cruciale nelle aperture, e che non era vero, e non è vero che i ragazzi erano esenti da questo, che dall'altro abbiamo un essere vivente che si chiama virus, che comunque si muove con intelligenza, no? Ha aggredito un target di età per primo, poi è passato, voi vedete le due fasi, vedete l'abbassamento dell'età media, adesso probabilmente ha rivolto il riflettore rispetto a una popolazione ancora più giovane, perché comunque sta fondamentalmente passando tutta la popolazione. E quindi noi siamo molto preoccupati perché non ne conosciamo gli effetti. Inutile stare qui a fare gli eroi a spararla, cioè nel senso che noi siamo lì a controllare, facciamo tutto quello che ha da fare, però poi leggi delle notizie giustamente nella stampa internazionale e sono ancora contrastanti, no? C'è chi dice comunque che è solo un aumento esponenziale del contagio, cioè della diffusione, chi dice che non ci sono sintomi particolari rispetto al virus che conosciamo, chi invece dice che ci sono altri effetti, quindi cercheremo di capire anche qui come abbiamo sempre fatto. Ma quando si parla di maggiore contagiosità significa che le 3 avvertenze che ha ricordato anche poco fa, lavarsi le mani, tenere la mascherina e non arieggiare i locali in quel caso non essere sufficienti? No, sono sufficienti, ma bisogna arieggiare i locali. Sufficienti, attenzione, la certezza matematica, uno non ce l'ha neanche se gira con lo scafandro da palombaro. Cioè, non vorrei che qualcuno pensasse che con la mascherina può fare anche il bocca a bocca senza nessun problema. Si fa, cioè, c'è un limite oltre il quale uno... L'aerosol, per dire, l'aerosol che si crea naturalmente in auto o in un ambiente chiuso, 2 vanno in una cabina telefonica, se esiste ancora, e se una volta si andava in 2, no, a fare la telefonata in cabina telefonica, lì si crea un aerosol naturale che è il nostro vaporacqueo, no? Lo vedete quando magari vedete i cantanti che cantano sul palco d'inverno, vedete quanto vaporacqueo emettono. Ecco, quello è vaporacqueo che ha delle goccioline che sono anche veicolo per il virus. Tu te le respiri e te le inoculi. Se c'è a distanza di 1 metro a mascherina, diciamo il 99% dei casi sei salvo. Se sei in un ambiente confinato, chiuso, diventa un aerosol che tu, volente o nolente, te lo respiri, anche se hai la mascherina.
La mascherina non è uno scafandro. Per cui bisogna avere attenzioni, però ne veniamo fuori da questa partita. Cioè, io non ho mai fatto il tragico qui, ho sempre detto come stanno le robe. Nei giorni di buona e nei giorni anche di brutta situazione. Bisogna venirne fuori e ne verremo fuori, perché il mondo non si ferma. Grazie. A posto abbiamo Marco Bonet e poi Pittarello. Sì, Presidente, due precisazioni rispetto agli argomenti che ha già toccato. Sul tema del lockdown, allora io ho capito che lei è contrario, cioè non lo ritiene comunque risolutivo questo lockdown duro di cui si parla con insistenza negli ultimi giorni. No, guarda, io voglio essere molto chiaro. Se qualcuno propone lockdown, lo anticipa da tutta una serie di valutazioni scientifiche, che devono essere note a tutti, dove c'è un impegno e dove ci sono delle certezze. Ad oggi io sento solo parlare di lockdown così, guardate, io mi sono un attimo fermato, ho detto scusate, ma a dicembre non dicevano che bisogna fare il lockdown perché sennò sarebbe stata una carneficina a gennaio, e invece la carneficina non è arrivata. A questo punto com'è che si giustificano quelli che dicono che serviva il lockdown a dicembre per essere puliti a gennaio? Non è una colpa, però è pur vero che quando tu invochi una misura così importante, lockdown vuol dire mettere in ginocchio una comunità, devi avere delle grandi giustificazioni, perché già che il fatto che ci sia un dibattito tra addetti ai lavori già mi fa venire dubbio, o no? Cioè già tra scienziati c'è dibattito per turisti e coloro che vorrebbero tutto chiuso. Sapete, il lockdown è come mandare un paziente in sala operatoria e c'è un'unghia incarnita. Allora c'è l'aperturista che dice senti, curiamo gli unghie, male che vada gliela togliamo. E invece c'è quello del lockdown, che cosa dice il chirurgo del lockdown? Tagligli la gamba dal ginocchio in giù, siamo sicuri che l'unghia non gli farà più male. Cioè, è vero che abbiamo la certezza matematica che l'unghia non farà più male, ma ha perso la gamba. Chiarissimo. Quindi con il lockdown non si sbaglia mai, però capite che tagliamo veramente le gambe all'economia e ai cittadini. Poi per carità, se ci troviamo davanti a una situazione che lo giustifica, ma ad oggi non mi sembra, a me sembra un dibattito fatto tra addetti ai lavori, ma non ho visto un dossier. Mi aspetto che se qualcuno propone lockdown porti un dossier in pubblico e dice bene, queste sono le motivazioni. Lei ha detto, adesso mi aggancio alla seconda domanda, la situazione non mi pare che lo giustifichi. C'è questo tema del Veneto, come dire, quasi costantemente in controtendenza rispetto allo scenario nazionale, cioè adesso che in tutta Italia siamo all'allarme rosso, l'emergenza, in Veneto invece i dati sono positivi. Questo ci rende sempre un po' distonici rispetto al dibattito nazionale, anche in questo senso sul lockdown. Allora le chiedo, tornando al discorso che faceva prima sulle varianti, lei ritiene che in qualche maniera questo dazio alle varianti che adesso stanno investendo le altre regioni, noi l'abbiamo già pagato e quindi la famosa terza ondata noi l'abbiamo già vissuta e adesso possiamo... Com'è che dicono gli inglesi, I hope, no? Spero, nel senso che noi, se guardate dal punto di vista proprio di biostatistica e l'epidemiologia di quello che è accaduto in Veneto, non è giustificabile con un contagio normale. Quindi immagino che, siccome abbiamo acclarato che la presenza della variante c'era, io non sono un esperto, che sia chiaro, qualsiasi esperto potrebbe contestare quello che dico, però col cuore in mano, per valutazioni che facciamo, speriamo di aver già sufficientemente dato, anzi noi siamo sicuri di aver già dato. Dopo sai, il virus, ve lo ricordo sempre, il 21 febbraio c'eravamo noi e Codogno, Vo e Codogno. Vo alla fine non ha avuto una carneficina come l'ha avuta a Codogno, ma neanche in Veneto c'è stato l'onda d'urto che ha avuto la Lombardia. Eravamo nelle stesse giornate con lo stesso virus. Quindi vai a capire quali sono i fattori, le discriminanti, sì, la metropolitana, la città, tutte queste robe, però poi a dicembre di quest'anno è arrivata a noi. E allora quelli della metropolitana, della città, non sanno più cosa dire. E allora è colpa di Zaia, perché Zaia decide se uno si ammala oppure no. Voi lo sapete che funziona così. Faccio virus e lo arriva, poi via, va via. Cioè dobbiamo essere meno ridicoli e pensare che siamo davanti a un fenomeno naturale che ha delle dinamiche spesso a noi non note.
Però è quasi anticiclico il comportamento del Veneto, no? Questo è vero. Sapere poi la giustificazione reale, Marco, non te lo so dire, è impossibile. Prego. Pittarello. Buongiorno, anche due precisazioni veloci su cose già dette, e in parte avete detto che ne parlerete in futuro di nuovo. Sul piano, quello per le scuole, 12 istituti se non sbaglio. Sì. Ecco, visto che si dice che state verificando che si sta abbassando l'età sostanzialmente, come sono distribuiti gli istituti? Sono tutti superiori, medie? Solo superiori. Solo superiori, ma anche nel caso per esempio del cluster di malcontenta con elementari e altre cose. Lì si va a fare, allora sì, buongiorno innanzitutto. Noi abbiamo preso le scuole superiori perché sono quelle che noi abbiamo aperto, vi ricordo, dal 1° febbraio, sì. Perché le altre sono sempre state aperte. Altra roba, a volte vengono delle dichiarazioni di scienziati che dicono bisogna monitorare le scuole elementari dopo l'apertura, ma neanche a sapere che sono sempre state aperte le scuole elementari. Cioè siamo a questi livelli qua. Voi tra le righe leggete alcune dichiarazioni, sono imbarazzanti. C'è di qualcuno che dice dobbiamo monitorare le scuole elementari dopo l'apertura del 1° febbraio. Sono sempre state aperte, fino alla terza media non si è mai chiusa la scuola. Quindi noi abbiamo deciso le scuole superiori, sì, quelle che fanno più massa critica, hanno molti studenti, quindi complessi con più di 1 migliaio di studenti, nel piano diciamo russo professor Baldo, e poi nelle terze medie avviare con il tutor il tema dell'autosomministrazione, perché quello lo vogliamo vedere in prospettiva, perché la scuola del prossimo anno scolastico probabilmente la si farà con i fai da te, nel senso che i ragazzi verranno formati per farsi il test, che sono una volta alla settimana, e pensate che screening possiamo fare, c'è una roba eccezionale. Sì, solo un'altra cosa, sempre malcontenta. In passato ha portato a fine dicembre quella famiglia di 3 persone, sì, che era morta. È stata la prima sequenziazione, giusto? Che noi l'abbiamo fatta, non è inglese. E non era inglese in quel caso? L'ho detto proprio una settimana fa, non è inglese. Perfetto. Tutti e 3 purtroppo i familiari hanno mutazioni note nel database, ma non è inglese. Prego. Alda Banza. Presidente, è appena arrivata da qualche minuto un'agenzia di stampa ANSA da Bruxelles che dà sostanzialmente 2 notizie. La prima, che Moderna ha annunciato che ci saranno ritardi nella consegna dei vaccini per febbraio e che saranno recuperate a marzo. La seconda sono indiscrezioni di stampa che sono state pubblicate in Germania, secondo le quali la Germania sarebbe in trattativa per un contratto di preacquisto per ulteriori 150 milioni di dosi con l'americana Moderna. Con Moderna l'Unione Europea ha già un accordo per comprare 160 milioni di dosi, quindi abbiamo 2 binari distinti. L'Unione Europea 160 milioni con Moderna, la Germania per conto proprio altri 150 milioni. La portavoce della Commissione Europea sul punto ha risposto all'agenzia di stampa ANSA: non commentiamo sui negoziati in corso. Allora, questa notizia, se corrispondesse al vero, smentirebbe quanto lei ci ha detto prima, e cioè che lo Stato italiano non può andare oltre la trattativa all'interno dell'ombrello europeo. Perché la Germania sì e l'Italia no? Io da settimane che lo dico. Nel senso che... ma siccome ha sentito Arcuri ieri, gliel'ha detto? Nel senso che ci dicono esserci un contratto con l'Unione Europea per un fornitore unico, che non si può uscire, diciamo, dall'alveo del fornitore europeo, del contratto europeo. La frase che ti dico, noi non possiamo uscire dall'ambito del contratto europeo. Tanto è vero che l'Europa, sempre col portavoce, una settimana fa fece la sera prima la dichiarazione che non si poteva comprare vaccini, e il pomeriggio dopo disse no, sì, effettivamente le regioni possono farlo, purché non vadano a intaccare il contratto europeo, cioè la fornitura europea. E penso io, da un pezzo che dico che la Germania sta negoziando, perché lo si legge, lo si sente, ma io sono anche convinto, e vedrete che sarà notizia dei prossimi giorni, che ci saranno altri paesi europei che comunque si sono arrangiati. Quando vedo delle comunità che non si agitano per i vaccini come noi, mi faccio 2 domande: o ce li hanno o se li sono trovati. Presidente, ma siccome lei ha parlato con il commissario Arcuri giusto ieri
E avete verificato questa richiesta? Certo. Del numero dei lotti, codici, eccetera. Nell'interlocuzione avete trattato questo argomento? No, il commissario mi ha confermato che c'è un vincolo per gli Stati membri di non comprare fuori dal canale europeo, però evidentemente qualche Stato membro si è già organizzato per farlo. Del resto mi sembra di capire che insomma... Poi dipende che scala di priorità un paese si dà, perché se la priorità è vaccinare i propri cittadini, allora si fa come il Veneto, che si è dato da fare per trovare un canale alternativo. Da quante settimane ne stiamo parlando? Se la priorità è dire aspetto che mi arrivano i vaccini, e uno sta fermo, tranquillo, guarda la TV la sera. Però guardate, chi scriverà queste pagine di storia tra qualche anno, immagino quante ne dirà mentre le scrive. Prego Marco. Prego. No, sulla Romania però. No, anzi mi scuso con tutti i romeni che ieri mi hanno scritto per questa gaffe sulla loro presenza. Ma è stato un lapsus, l'ho capito anch'io. No, mi sono confuso tra stati euro nel senso di moneta e Unione Europea, ma non importa, abbiamo chiarito. No, allora, le sottopongo questa altra indiscrezione di stampa, perché su questo tema dei vaccini ormai ne escono praticamente... Una seconda. Esatto. Allora, la leggo. Dice: l'idea di Arcuri è che gli eventuali acquisti fatti in parallelo dalle singole regioni potrebbero essere scalati dalle forniture nazionali. Per capire, se il Veneto compra 10 milioni di dosi per conto proprio, riceverà poi dallo Stato 10 milioni di dosi in meno, e quei 10 milioni nazionali verrebbero redistribuiti tra le altre regioni. Secondo questo schema, i governatori che dovessero comprare per conto proprio finirebbero per aiutare le altre regioni. Ma se è così è un gioco a saldo zero? No, è possibile. Perché se io domani mattina, ascolto e commento, se domani mattina mi arriva il camion con 5 milioni di dosi che ho subito, mi scalano i 5 milioni di dosi che mi daranno fra 6-7 mesi, io ci ho guadagnato tutto, è il fattore tempo qui fondamentale. Poi ci aggiungo un'altra roba, perché non dormono sonni tranquilli a Roma? Coi SCEI. Perché siccome devono pagarsi loro i vaccini, questo sistemino funziona se pagano loro i vaccini, che non pensino di toglierci i vaccini e farceli anche pagare. Perché l'assunto nazionale è che i 60 milioni di italiani verranno vaccinati e il costo della vaccinazione di chi è? A carico dello Stato, giusto? Bene, se una regione si recupera i vaccini, me li togli, ma mi paghi anche i vaccini, perché io te li ho fatti risparmiare quei soldi. Sì, se no questo paradosso della virtuosità non funziona più. E altre domande? Se no direi che possiamo chiudere qui oggi, con grande rapidità devo dire. No, sì, c'è una brutta notizia, oggi avete saputo che il professor Basso ha perso la vita, volevo appunto ricordarlo. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, abbiamo seguito, devo anche dire, da vicino questa vicenda in queste settimane. Purtroppo l'epilogo è stato tragico. Se ne va un grande scienziato, l'oncoematologia pediatrica è lui, c'è poco da dire. E fra l'altro un uomo che era ancora, diciamo, con piena energia, seguiva, se lo si incrociava col camice, insomma io ho un ottimo ricordo del professore. E è una grave perdita per la nostra comunità. È notizia di stamattina, fra l'altro. Grazie. Buongiorno.